Il GAL Baldo Lessinia stringe un nuovo accordo con 2 banche socie per incentivare ancora di più lo sviluppo economico delle aree rurali di propria competenza. Giovedì 24 ottobre, presso la Sala Rossa del Palazzo Scaligero, sede della provincia di Verona, il presidente del GAL Ermanno Anselmi, il vicepresidente di Cassa Rurale Vallagarina Carmelo Melotti e il condirettore generale di BVR Banca Veneto Centrale Giovanni Iselle hanno sottoscritto un documento grazie al quale i 2 istituti di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale si impegnano formalmente a erogare alle future imprese beneficiarie dei bandi GAL durante la programmazione 2023-2027 finanziamenti a tassi particolarmente agevolati, sia per far fronte a eventuali necessità di liquidità compensativa complementare al finanziamento pubblico e non solo. Un grande progetto che nasce qualche anno fa con 2 nostri soci, Cassa Rurale Vallagarina e BVR, che non solo sono socie ma sono dei soci attivi e quindi parteciperanno nella ricaduta di tutte le progettualità del GAL da qui in avanti, quindi a sostegno dei potenziali beneficiari, ma soprattutto da oggi diamo un messaggio importante: i soci non sono solo beneficiari di un aiuto da parte del GAL, ma diventano promotori del cambiamento. Anselmi ha inoltre evidenziato come questo accordo rappresenti una risposta tangibile alle necessità di muovere liquidità in un contesto economico complesso. C'è necessità di muovere liquidità e quindi ecco perché anche i nostri partner decidono di innescare delle risorse economiche a sostegno già dei progetti finanziati dal GAL Baldo Lessinia, perché questo agevola sicuramente la spesa e incentiva anche i nostri beneficiari a fare degli investimenti, cosa non per niente scontata, perché non sempre con 50% a fondo perduto come solito fare il GAL è sufficiente per muovere l'economia locale del nostro paesaggio e delle nostre montagne, che a volte vivono anche delle situazioni marginali. Un'iniziativa, come sottolineato dal presidente del GAL, che nasce da 2 soci dell'associazione per il territorio in cui il GAL stesso e le banche operano. Sì, e infatti questa è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Da tanti anni la nostra Cassa Rurale insieme a BVR Banca Veneto Centrale siamo soci, siamo nella compagine sociale quindi del GAL Baldo Lessinia, e questa nuova iniziativa è un qualcosa che dà quindi concretezza alla nostra presenza in GAL Baldo Lessinia e dà concretezza alla natura che hanno le nostre banche di credito cooperativo. È lo stesso Melotti a spiegare alcuni dettagli dell'accordo. È una convenzione con la quale noi diamo la possibilità ai beneficiari dei bandi che appunto sono prossimi ad essere lanciati di poter fruire di un finanziamento che è una sovvenzione a scadenza fissa, massima durata 18 mesi, come anticipo sul contributo assegnato o eventualmente sull'anticipo del contributo assegnato. Quindi è uno strumento che può dare ossigeno al beneficiario per intraprendere fin da subito le sue attività per realizzare l'investimento che appunto sarà poi sostenuto dal contributo erogato dal GAL Baldo Lessinia. Partner dell'iniziativa anche BVR, che aveva già sperimentato un accordo simile anche nel Vicentino. La stessa esperienza che noi abbiamo portato anche nel Vicentino, esattamente col GAL Montagna Vicentina, che va a completare un percorso di collaborazione che era già avviato da tempo, e approfittando appunto di questi accordi col GAL Baldo Lessinia abbiamo unito le forze con i 2 GAL e la nostra banca assieme all'altra banca del gruppo di Cassa Centrale. Banche a credito cooperativo che dimostrano ancora una volta la vicinanza al territorio. I principi fondanti delle nostre banche sono proprio questi. Se guardiamo lo statuto di ogni BCC, di ogni Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo, proprio nei primi articoli dello statuto sono citate queste linee guida praticamente, quindi presenza sul territorio, aiutare la crescita non solo economica ma anche culturale dei nostri territori, e ad esempio è proprio questa collaborazione. L'accordo è stato siglato nella Sala Rossa della provincia di Verona, alla presenza del presidente Flavio Massimo Pasini. Sì, infatti siamo felici di ospitare appunto questa firma, questa sigla che i 2 istituti fanno col GAL, un organismo che noi ci teniamo molto appunto che si sviluppi nel territorio, perché va ad abbracciare quei territori montani e collinari dove magari anche ci sono più difficoltà appunto anche per viverci, e quindi dare la possibilità a chi usufruirà di questi fondi di avere anche una parte di quel 50% che è già a fondo perduto a una
un tasso agevolato penso che sia un qualcosa in più, un passo avanti, appunto per rispettare sempre di più questi luoghi che vanno protetti e vanno anche aiutati. Quindi un plauso a tutti, sia agli istituti che il GAL, sempre presente appunto quando ci sono queste cose importanti per il territorio.